Cuori bianconeri, ben ritrovati al comunale di Codroipo, è quasi tutto pronto per la 13ª giornata, girone d'andata, la sfida tra Udinese e Cittadella è l'ultima di questo girone ed è anche l'ultima dell'anno per i bianconeri, in generale però il talento della primavera che trova la sua conferma nelle nazioni giovanili è molto alto, perché c'è anche Mauro Coppolaro che fa parte dell'Italia Under 18, c'è Jadi che è il capitano del Marocco Under 17, c'è anche Ivan Pertain con Marco Matic che giocano stabilmente nella selezione giovanile della Croazia, Antonio Vu. Ed eccolo qui, partiti, è il Cittadella che attacca dalla sinistra verso destra dei vostri teleschermi, prova subito a imbastire il pressing importante Pertain per recuperare il pallone, la tocca subito immediatamente il croato e guadagna anche una rimessa laterale, arriva con Jadi, Jankto può lanciare lungo, Antonio Vutov subito grande occasione per il bulgaro che la mette a terra col sinistro, ancora Antonio Vutov, si gira, la parata di Paolo Zanin, però subito l'occasione per l'Udinese, Battagliarini d'esterno, Boknievic poi di testa ancora per Jadi, Jazzor che perde il pallone, occhio a Kingsley che entra in aria, non c'è fallo per il direttore di gara, chiede il rigore Kingsley, era lì l'arbitro non ha del Cittadella, cross di Boniglia nel mezzo, salta alto per Tain, la spizzata per Vutov che non si chiude, poi in qualche modo il Cittadella, il sinistro di Jadi, palla che finisce vicinissima al palo, Vutov recupera il pallone, Antonio va via in bello stile il bulgaro, ancora Antonio Vutov va il campo davanti, la palla è deliziosa per Jadi, 1 contro 1 di Jadi, il miracolo di Paolo Zanin, di Bonso che prova a far ripartire in contropiede Kingsley, ecco che ha campo per andare sulla sinistra Kingsley, 1 contro 1 con Coppolaro, Kingsley perde il rimpallo, bravo Coppolaro, però la sfera resta lì per Bizzotto. È il vantaggio del Cittadella, erroraccio a parte la difesa bianconera con Coppolaro. La mette a terra col destro, gli restituisce subito il pallone, avanza l'ex calciatore della Regina, ancora Coppolaro, testa alta per lui, a cercare come al solito Pertain, il pallone ottimo, può andare Pertain in avanti, entra in aria il croato, può andare al tiro, Pertain cerca invece l'appoggio per Jankto, ovviamente siamo vicini alla mezz'ora. Si sta materializzando un risultato molto importante, attacca ancora il Cittadella, occhio con Bizzotto che in area di rigore si libera, ancora Bizzotto! Che errore di Bizzotto, ma aveva fatto un numero clamoroso, liberandosi praticamente di tutta la difesa bianconera che ha fatto fatica l'Udinese ad arrivare dalle parti di Zanin, non nei primi 20 minuti di gioco, poi al vantaggio del Cittadella, poche occasioni per i bianconeri. Jazzon prova a liberarsi al tiro del brasiliano, ancora Jazzon, insisto di Vutov, e il gol! Il gol dell'Udinese è arrivato alla fine in qualche modo, anche in maniera piuttosto casuale, sfruttando il rimpallo di un difensore, Coppolaro, che va di nuovo al destro a cercare e trovare Jadi. Finisce qui, 1-1 tra Udinese e Cittadella, risultato sostanzialmente giusto per quello che hanno offerto questi primi 45 minuti di gioco. Ed eccolo qui, il fischio del signor Andreini, riparte l'Udinese, l'obiettivo è quello di trovare almeno un gol per chiudere alla grande questo 2014. Poi Boknievic col sinistro per Jadi, di prima intenzione per Jankto, la mette a terra col petto, Jankto, l'imbucata per Vutov, si inserisce Antonio, grande occasione per il bulgaro, ancora Vutov, la parata straordinaria di Zanin, ancora Vutov col sinistro, l'imbucata per Pertain, Ivan entra in aria, Pertain di nuovo Zanin, lo ipnotizza, pallone che viene restituito dai giocatori di entrambe le squadre con grande velocità, attenzione Bizzotto, ancora erroraccio da parte di Bizzotto, clamoroso buco della difesa bianconera, si fa vedere Matic, si fa vedere Pertain, la sfera è proprio per il numero 9 che prova a ritagliarsi un po' di spazio, messo a terra, non c'è il rigore per il direttore di gara, era lì l'arbitro, il signor Andreini che sta fischiando pochissimo, poi un fallo bruttissimo da parte di Marco Furlan, giallo immediato per Coppolaro, lancio di Jadi è buono per Boknievic, attenzione Pavel lotta, poi Matic col sinistro di prima intenzione al volo, anche qui buono il tentativo, applausi per lui, ma la porta è lontanissima. Il giocatore del Cittadella si disinteressa del pallone Bizzotto, Boknievic in mezzo a tre, perde un bruttissimo pallone, il destro di Furlan, sfera che finisce fuori, ma che rischio per l'Udinese, ancora qui di attaccante centrale, perdono, ancora Matic, buona per Jadi, può partire Jadi, a campo per andare Jadi, 1 contro 1 con Zanin, ancora Jadi, l'appoggio, e il gol di Antonio Vutov, è arrivato il raddoppio del bulgaro, Jadi con grandissima generosità ha visto Antonio Vutov lì da solo
e adesso davvero non poteva sbagliare il bulgaro, che ha trovato così il suo secondo gol in questa partita. C'era Jadson a terra alla fine. Occhio, occhio all'errore da parte di Zanin. Matic in area di rigore lascia il pallone a Vutov, col sinistro ha cercato la tripletta Vutov. Peccato. Occhio che a campo ora per andare l'Udinese, l'imbucata deliziosa per Jadi che entra in area, può andare anche al tiro con destro Jadi. Jadi, eccolo qui il tiro di Jadi, è però centralissimo dove c'era Zanin, che ritornano indietro con Schiamin. Pressing di Matic vincente, attacca ora Jadi, la profondità, ancora Jadi, mette il turbo Jadi, il servizio ora è buono per Jadson, che però trova sulla sua strada la schiena di un difensore del Cittadella. Peccato, Jadson poteva trovare la prima rete. Poi occhio a Jadson che a campo per andare, può anche provare il destro, cerca invece l'appoggio per Vutov. Antonio col sinistro, incrocio dei pali, clamoroso, poi Matic, sfera che finisce fuori. Lì il pallone lungo, lotta Pontisso, ora è Armenakas che prova a metterlo a terra col sinistro, sempre Matic, poi la lascia rimbalzare, ancora Matic, Armenakas, ottima occasione per Armenakas, sfera resta lì, ancora Armenakas, poi Matic, la chiusura provvidenziale da parte della difesa del Cittadella, anche qui Armenakas batte corto per Jadson, arriva il raddoppio su di lui, finisce qui. Udinese batte il Cittadella 2-1, decisiva la doppietta di Antonio Vutov. Udinese che fa così un bel salto in classifica, 20 punti, chiude il girone d'andata. L'augurio è quello di ritrovarci nel 2015 con un Udinese che cercherà di lottare per i playoff con un atteggiamento diverso rispetto alla prima parte di stagione. Ancora erroraccio da parte di Bizzotto. Clamoroso buco della difesa bianconera. Si fa vedere Matic, si fa vedere Pertain, la sfera è proprio per il numero 9 che prova a ritagliarsi un po' di spazio, messo a terra, non c'è il rigore per il direttore di gara. Era lì l'arbitro, il signor Andreini, che sta fischiando pochissimo, poi un fallo bruttissimo da parte di Marco Furlan, giallo immediato per Coppolaro. Lancio di Jadi è buono per Boknevic, attenzione Pavel lotta, poi Matic col sinistro di prima intenzione al volo, anche qui buono il tentativo, applausi per lui, ma la porta è lontanissima. Il giocatore del Cittadella si disinteressa del pallone Bizzotto, Boknevic in mezzo a tre, perde un bruttissimo pallone, il destro di Furlan, sfera che finisce fuori, ma che rischio per l'Udinese. Ancora qui di attaccante centrale, perdono, ancora Matic, buona per Jadi, può partire Jadi a campo. Cuori bianconeri, ben ritrovati al comunale di Codroipo, è quasi tutto pronto per la 13ª giornata, girone d'andata, la sfida tra Udinese e Cittadella è l'ultima di questo girone ed è anche l'ultima dell'anno per i bianconeri, che in generale però il talento della primavera che trova la sua conferma nelle nazioni giovanili è molto alto, perché c'è anche Mauro Coppolaro che fa parte dell'Italia Under 18, c'è Jadi che è il capitano del Marocco Under 17, c'è anche Ivan Pertain con Marco Matic che giocano stabilmente nella selezione giovanile della Croazia, Antonio Vut. Ed eccolo qui, partiti, è il Cittadella che attacca dalla sinistra verso destra dei vostri teleschermi, prova subito a imbastire il pressing importante Pertain per recuperare il pallone, la tocca subito immediatamente il croato e guadagna anche una rimessa laterale. Arriva con Jadi, Jankto può lanciare lungo, Antonio Vutov subito grande occasione per il bulgaro che la mette a terra col sinistro, ancora Antonio Vutov, la mette a terra col destro, gli restituisce subito il pallone, avanza l'ex calciatore della Regina, ancora Coppolaro, testa alta per lui, a cercare come al solito Pertain, il pallone è ottimo, può andare Pertain in avanti, entra in area il croato, può andare al tiro, Pertain cerca invece l'appoggio per Jankto. Ovviamente siamo vicini alla mezz'ora, si sta materializzando un risultato molto molto importante. Attacca ancora il Cittadella, occhio con Bizzotto che in area di rigore si libera, ancora Bizzotto! Che errore di Bizzotto, ma aveva fatto un numero clamoroso, liberandosi praticamente di tutta la difesa bianconera che ha fatto fatica l'Udinese ad arrivare dalle parti di Zanin, non nei primi 20 minuti di gioco, poi al vantaggio del Cittadella poche occasioni per i bianconeri. Jadson prova a liberarsi al tiro il brasiliano, ancora Jadson, il sisto di Vutov e il gol! Il gol dell'Udinese è arrivato alla fine in qualche modo, si gira la parata di Paolo Zanin, però subito l'occasione per l'Udinese, Battagliarini d'esterno, Boknevic poi di testa ancora per Jadson che perde il pallone, occhio a Kingsley che entra in aria, non c'è fallo per il direttore di gara, chiede il rigore Kingsley, era lì l'arbitro del Cittadella, cross di Boniglia nel mezzo, salta alto per Tain, la spizzata per Vutov che non si chiude, poi in qualche modo il Cittadella, il sinistro di Jadi, palla che finisce
vicinissima al palo. Vutov recupera il pallone, Antonio va via in bello stile il bulgaro, ancora Antonio Vutov, la campo davanti, la palla è deliziosa per Jadi, 1 contro 1 di Jadi, il miracolo di Paolo Zanin. Di Bonso che prova a far ripartire in contropiede Kingsley, quello che ha campo per andare sulla sinistra Kingsley, 1 contro 1 con Coppolaro, Kingsley perde il rimpallo, bravo Coppolaro, però la sfera resta lì per Bizzotto. E il vantaggio del Cittadella, erroraccio a parte la difesa bianconera con Coppolaro, che in maniera piuttosto casuale, sfruttando il rimpallo di un difensore, Coppolaro che va di nuovo al destro a cercare e trovare Jadi. Finisce qui 1-1 tra Udinese e Cittadella, risultato sostanzialmente giusto per quello che hanno offerto questi primi 45 minuti di gioco. Ed eccolo qui, il fischio del signor Andreini, riparte l'Udinese, l'obiettivo è quello di trovare almeno un gol per chiudere alla grande questo 2014. Poi Boknievic col sinistro per Jadi, di prima intenzione per Jankto, la mette a terra col petto, Jankto, l'imbocata per Vutov, si inserisce Antonio, grande occasione per il bulgaro, ancora Vutov, la parata straordinaria di Zanin, ancora Vutov col sinistro, l'imbocata per Pertain, Ivan entra in aria, Pertain di nuovo Zanin lo ipnotizza, pallone che viene restituito dai giocatori di entrambe le squadre con grande velocità, attenzione, Bizzotto!